Appello per il centro per l'impiego di Chiavari. La CISL del Tigullio solleva il caso a pochi giorni dallo sfratto imposto per il 1° settembre per uno dei 3 locali dove hanno sede attualmente gli uffici. Per i locali di Corso Millo già inadeguati, nessuno ha pagato l'affitto e così dal 1° settembre scatta lo sfratto. Lo spazio in questione è di proprietà di un privato. E già gli spazi, il sindacato aveva sollevato il problema dell'inadeguatezza degli spazi già da diversi anni. Adesso abbiamo saputo che una parte degli spazi dedicati al centro per l'impiego di Chiavari non sono più agibili perché c'è lo sfratto, in quanto non è stato più pagato l'affitto da 3 mesi e quindi hanno ricevuto lo sfratto e questo ulteriormente complica la situazione. Il problema si amplificherà proprio da settembre quando ai 25 impiegati che attualmente lavorano nei locali del centro per l'impiego si aggiungeranno i 5 navigator che sono stati assegnati a Chiavari per accompagnare le circa 1000 persone del Tigullio e del Golfo Paradiso che risultano assegnatarie del reddito di cittadinanza. E questo è solo uno dei servizi che fanno capo al centro per l'impiego che partiranno in autunno. Innanzitutto, prima di tutto, hai le 1000 persone che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza, che verranno chiamate al centro per l'impiego a firmare il patto per il lavoro. Poi ci sono le migliaia di persone che lavorano stagionalmente qua sul nostro territorio, gli stagionali, che finito il periodo per ottenere la NASPI devono iscriversi al centro per l'impiego. E poi ci sono altre iniziative che dovrebbero partire per quello che riguarda i disoccupati, sempre in carico ai centri per l'impiego. Perché si è venuto a creare questo stato di cose? Perché nel passaggio di competenze da città metropolitana, ex provincia di Genova, ad Alfa, Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento, il contratto non è mai stato volturato. La competenza è poi passata direttamente alla regione, ma con l'intervento di una norma di legge che di fatto esclude da tale competenza il reperimento ed il mantenimento dei locali che, stante una vecchia norma, spetterebbe ai comuni. Il comune di Chiavari è già stato informato della questione e si sta attivando. Sono necessari assolutamente degli spazi adeguati per dare un servizio adeguato ai disoccupati del territorio. Per questo noi chiediamo alle amministrazioni locali, in primis ai sindaci, di vedere se si riescono a trovare dei locali adeguati da Moneglia a Recco per dare una risposta efficace ed efficiente.